Bentrovati, benvenuti qua all'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci. Ritorniamo dopo Come il calcio che conta. Finalmente finisce questa estate torrida di calciomercato e ci ritroviamo a parlare di calcio vero. Piero. Intanto buonasera a tutti e bentrovati dopo una scorpacciata di calcio giovanile. Adesso si fa sul serio e andiamo nei grandi e vediamo cosa succederà e cosa è successo. Intanto, infatti, andiamo a partire con te ad analizzare, diciamo, sui generis il primo turno di Coppa Italia che adesso è andato nel suo epilogo. Ci sono state delle squadre che sono qualificate, squadre che hanno ben impressionato o meno. Tipo, sui generis in questo primo turno, cosa si è visto? Ma diciamo che la Coppa Italia, come sempre, come ogni anno, serve per dare un'idea su quello che può essere il campionato e per come si intende muovere, si intendono muovere le società. Io devo dire in linea di massima ci sono state delle conferme e qualche piccola incertezza, che ormai non si può parlare di delusione perché siamo appena all'inizio. Io mi avvicinerei subito sulla nostra Palermitana, l'unica squadra di eccellenza che abbiamo, che è la... Andiamoci allora così però, per ecco, ordine, perché tanto tipo, il campionato è alle porte, siamo adesso tipo nei pressi della prima giornata, quindi scelte importanti ormai, quindi si vanno a delineare proprio le forze e quelle squadre vogliono affrontare questo campionato. Allora, iniziamo a parlare della Parmoval in questo nuovo diciamo, risistemazione tecnica all'interno della società, con l'avvento di Castronovo e la conferma in panchina di Corrado Mutolo, che si trova ad affrontare una delle squadre che vengono da molti indicate come potenziali, diciamo, vincitrici del torneo, il Mazzara di Jacono. Sì, allora la Parmoval devo dire che come pronti via per quanto riguarda la Coppa Italia, devo dire che in linea di massima a me è piaciuta, perché dobbiamo mettere in conto che è una squadra totalmente nuova, perché ha cambiato tutti. L'anno scorso c'è soltanto Serio, qualche ragazzo ci tarda, ora è ritornato Lala, però ha stravolto completamente l'organico, quindi bisogna dare anche tempo a Corrado Mutolo di dare un'identità a questa formazione, quindi devo dire che in questi 20 giorni comunque già Corrado ha fatto vedere qualcosa di buono, anche se devo dire che la cosa che ancora non mi convince, vedo poca determinazione in fase conclusiva, che secondo me questa è una nota dolente dove Corrado deve vedere cosa fare, perché ha creato parecchie occasioni da gol e ha raccolto niente. Mentre il Mazzara mi ha lasciato un po' perplesso, quindi devo capire, è pur vero che ancora non ha schierato la formazione quella giusta, perché aveva delle assenze, Polito sta poco bene, c'è qualche altro inserimento che ancora non c'è stato, però ha incontrato una Folgore che secondo me quest'anno farà il campionato, il solito campionato per la salvezza, e ha stentato a passare il turno contro una squadra mediocre, quindi ci lascia presupporre che domenica la Parmoval può avere il vantaggio di incontrare una squadra che comunque sarà fra le candidate e potrà vincere il campionato, ma avrà il vantaggio di incontrarla subito in casa e potrebbe anche esserci qualche sorpresina. Quella domanda che volevo fare io sulla Parmoval, dato l'inserimento di tutti questi giovani in organico, secondo te già il primo turno di Coppa Italia ha fatto da livello, nel senso ha fatto capire a Mutolo di chi può fidarsi durante tutto l'arco del campionato, o ancora è troppo presto e c'è bisogno di farli crescere ancora? Per quanto riguarda i giovani? I giovani, sì, sto parlando di giovani, vecchi, ha la fortuna Corrado di avere l'imbarazzo della scelta dei giovani, qui ha veramente dei giovani validi come Calonia, Mussà, adesso c'è Giammona, Di Grazia, anche il portiere Giuliano, e che purtroppo attenzione alla perché davanti abbiamo Versace, che è uno dei migliori portieri dell'eccellenza, alle spalle c'è un portierino che è grazioso e sicuramente farà vedere Giuliano, quindi no, avrà l'imbarazzo della scelta Corrado, ed è un bene, perché avere dei buoni giovani comunque in questi campionati può anche fare la differenza. E infatti, adesso mi sposterei sull'avversaria che ha eliminato proprio la Parmoval al primo turno di Coppa Italia, che è l'Alcamo di Chico, che si scontrerà contro il Camaraz di Renato Maggio.
Quindi quasi... Io l'Alcamo, ecco, ho avuto l'opportunità di vederla sia all'andata che al ritorno con la Palmobal. L'ho vista ma non l'ho ancora vista, perché l'Alcamo è una grossa formazione, a me piace, è una squadra che è molto esperta, l'allenatore è bravo, abbiamo un grande che, a parte che cioè, affettuosamente Gianluca Cardinale, è lì che è alle redini del gioco, nella cabina di regia c'è lui, però ancora non l'ho ancora visto, là, con 2 partite non l'ho ancora visto, quindi staremo a vedere, anche perché si è costruita tardissima questa squadra, quindi ancora deve trovare la strada giusta, e chi lo sa, può essere che domenica sarà la volta buona, che dobbiamo ancora si parla sul serio, magari si è incontrata che il 2-0 dell'andata, anche se è stato fortuito contro la Palmobal, comunque lasciava tranquilla la qualificazione, quindi diciamo che anche da questo punto di vista impegno soft, è stato un impegno soft, quindi domenica sarà una partita seria. E del rientro il ritorno aspettato dai tifosi del Camerot, il Renato Maggio sulla panchina dei... È tornato il Leone, cioè loro vogliono Renato Maggio, cioè il Cammarata Camarat è Renato Maggio, secondo me è lì da sempre, cioè è nata la società, è nato Renato Maggio, quindi sono contenti tutti, lì Renato è il padrone di casa, quindi non vince, perde, pareggia, non è un problema per nessuno, sono tutti contenti. Ha passato il turno, ha sofferto perché il San Giovanni, vabbè, poi ci ritorniamo, però secondo me parlava del solito campionato, perché Renato è uno che si studia bene, ha molta esperienza per la categoria, si farà il campionato per salvarsi tranquillamente, e poi fare giocare qualche giovane come fa di solito. Allora, passerei adesso alla rivelazione dell'anno scorso, è arrivata fino alle fasi finali dei playoff, il Campofranco di Restivo che incontrerà Leonfortese di Mirto. Campofranco anche in Coppa ha fatto la sua bella sorpresa, perché ha preso la bastonata in casa, perché ha incontrato il mostro che quest'anno ha preso il posto dell'Agacas ed è il Sera di Falco, e quindi ha preso tre pappine in casa, però ha dimostrato di avere carattere, è andato a vincere in casa del Sera di Falco in Coppa, e quindi facendo rimanere con i piedi per terra il Sera di Falco di Totone, che insomma, non si aspettava una cosa del genere, quindi questo fa capire che il Campofranco è ancora viva, e quindi dirà la sua anche quest'anno. E parliamo del premio fair play della giornata, che è Pane Pinto. Ah, bellissimo, guarda, Panepino ha fatto una cosa eccezionale, cioè veramente cosa è successo? Che il Campofranco vinceva 2-1, c'è stata un'azione che 3-1 va nei supplementari. 21 vanno supplementari, Panepinto sta per fare un'azione che poteva essere il terzo gol e quindi andare ai supplementari, e c'era invece un giocatore del Sera di Falco per terra, e poi Cosimo ha fatto la scelta di gettare fuori la palla e non fare gol. Quindi questa è stata una cosa, perché non è che ha buttato fuori la palla a centro come si fa sempre, no, poteva fare gol, e quindi questa è stata una cosa bellissima che non tutti i giornali hanno sottolineato, e che noi teniamo proprio a precisare, perché è stato un gesto, io sicuramente non l'avevo fatto, io no, da attaccante vecchio stampo non l'avevo fatto, intanto, però onore a Panepinto per questa scelta, che veramente è un grande uomo. 2 prove solo Leonfortese, cosa ci aspettiamo da Mirto quest'anno? La Leonfortese è una squadra, è una società equilibrata, una società che sta bene. Un allenatore che comunque ha fatto vedere delle buone cose un paio di anni fa, poi ha avuto un attimino ha avuto troppa fortuna il primo anno, e poi la fortuna un po' l'ha abbandonato, però è bravo Mirto, è un bravo allenatore, e la Leonfortese è una società sana, ha un bel campo, una bella struttura, e quindi secondo me ripeterà anche il campionato dell'anno scorso, però con qualcosa in più, perché ha un anno in più di esperienza, che l'anno scorso era una neopromossa, quest'anno
secondo me si farà il suo campionato tranquillo. Perfetto, andiamo a Folgore e Raffadali, Messana contro Bellomo, adesso si inizia con la Folgore dentro casa che adesso deve sicuramente migliorare il rendimento dello scorso campionato. La Folgore si farà di nuovo il solito campionato per la salvezza, dove sarà la Folgore si teste la sua salvezza in casa. Ha un campo meraviglioso, uno dei pochi campi rimasti in erba naturale e bello, e lei si testa la sua salvezza in casa, certo a stento, perché le possibilità ogni anno vanno scemando, perché con la crisi che c'è anche nel calcio sappiamo che ci sono note dolenti, quindi si farà il solito campionato e se lo costruirà come ha fatto sempre in casa. Infatti domani e domenica il Raffadali di Bellomo secondo me avrà dei problemini, quindi una partita aperta a tutti i risultati, anche perché anche il Raffadali giocherà sempre per un campionato insomma, la vedi equilibrata domenica. Molto equilibrato. Perfetto, andiamo invece a una neopromossa, Rocca di Caprileone di Bongiovanni, che si scontra un'altra neopromossa, il Pro Favara di Filippazzo, ma questo Pro Favara di neopromossa ha ben poco. Ha ben poco, secondo me sarà il Campofranco del primo anno, perché il Pro Favara sarà veramente la grossa sorpresa di questo campionato. Ha tutte le carte in regola, ha una rosa veramente di qualità. Domenica va a incontrare, va nel Messinese, dove Rocca e tutte le messinesi sono caratterizzate dal fatto che in casa sono veramente forti. Avete Rocca una bellissima struttura. Infatti, poi comunque le messinesi in casa si trasformano. Se fosse stato al contrario non avrei avuto dubbi, ma in casa le messinesi si trasformano. Però il Pro Favara di Filippazzo se la gioca tranquillamente e può andare a fare anche il colpaccio lì a Rocca. Adesso forse possiamo parlare della prossima partita di Davide contro Golia, cioè abbiamo il San Sebastiano neopromosso contro il Serra di Falco, che detta di tutti, anche tua, è atteso come il grande dominatore di questo girone. Massimo Tutone mi deve scusare se io dico che secondo me il Serra di Falco, proprio lo dichiaro ora, cioè vincerà il campionato. Quindi io lo dico ora, mi scuso con Mazza che magari si sta prendendo gli scongiuri, si è aggrappato sta a toccare ferro ovunque. Quindi, però c'era rimasto secondo me vincere il campionato ed è l'Agagas dello scorso campionato. Il San Sebastiano è una neopromossa, la promozione è una cosa, l'eccellenza è già ha capito, ha tassato in Coppa, che praticamente ha preso 4 gol dalla San Cataldese, ha preso 6 gol in 2 partite, quindi deve un attimino darsi una regolata, perché se no andiamo male. Quindi io non la conosco, quindi non mi esprimo perché non la conosco, però da quello che si è visto alle prime battute deve darsi una regolata, perché il campionato d'eccellenza non perdona nessuno. E un'altra domanda ti volevo fare, perché giustamente ritorniamo al gigante che è il Serra di Falco. Ma quanto è difficile gestire una rosa con tutti questi giocatori che, naturalmente quelli che staranno fuori andando in tribuna sono delle gente che potrebbe fare la differenza in altre squadre? Ma solamente potrebbe sembrare che ha una squadra forte, quindi invece devo dire che è difficile. Quindi bisogna avere una squadra forte e un allenatore forte, un allenatore bravo, perché i ragazzi devono capire che dall'altro c'è un allenatore all'altezza della squadra. E quindi secondo me Massimo tecnicamente non lo giudico, perché è un mio collega, non lo giudico, può essere bravo, può essere meno bravo, magari qualcuno può dire che è bravissimo, qualcuno no, però devo dire di sicuro, di certo, che Massimo è la persona giusta per questa squadra, perché a livello umano dal spogliatoio ci sa fare veramente. Io penso che Massimo fino alla fine farà un grosso campionato insieme ai suoi ragazzi. Andiamo a San Giovanni Gemini Marsala. Il Marsala, dopo questo tourbillon estivo dove sono chiamati i dirigenti a parlare in piazza a Marsala, adesso viene diretto da Sandri, si scontrerà contro un San Giovanni Gemini che ha cambiato, adesso c'è Balsamo sulla panchina e onestamente, cioè, dopo la vittoria nel derby, adesso forse si presenta diversamente. Allora, il Marsala è candidata pure alla vittoria finale,
Devo dire che anche il Marsala è una di quelle squadre che mi ha un po' lasciato perplesso in questa fase di Coppa Italia, quindi ancora dobbiamo andare a vedere come si è organizzato, perché ripeto, e Sandri lo sa pure Gerardi, cioè, la promozione tu la puoi fare, ti puoi arrangiare, anche infatti l'anno scorso all'ultimo ha messo in piedi Sì. questa squadra, però l'eccellenza è tutta un'altra cosa, quindi bisogna vedere adesso questo impatto con l'eccellenza. Anche Sandri è un esordiente in eccellenza come allenatore, un ottimo calciatore, quindi bisogna vedere come si presenta in questo campionato, e domenica San Giovanni ha una bella carta da pelare, perché il San Giovanni Sì, l'abbiamo parlato. lo vedo abbastanza bene. Poi in casa, anche se ha toppato in Coppa Italia con Camat, ma era un derby, comunque ha risposto andando a vincere a Cammarata, quindi è una squadra tosta, e quindi secondo me Sandri domenica suderà più di 4 camicie per portare via qualche punto. Vediamo la prima giornata di questo girone con San Cataldese e Riviera Marmi, il ritorno di Rio Torregrossa in panchina a San Cataldo e la Riviera Marmi con Bonfiglio in panchina. Che partita avete? La San Cataldese in casa è tosta, e lì ci va l'Inter, va a soffrire, quindi anche se la Riviera Marmi è una buona squadra, un buon organico, farà un bel campionato, forse un meglio di quello dello scorso, quello che è appena finito, però la San Cataldese in casa è molto difficile da superare, perché fanno dell'agonismo, poi c'è un pubblico molto colorito, e l'Idio trasmette questa grinta, questa forza che ne fa in casa una squadra abbastanza vincente, quindi anche se Rivera Mammi comunque è una squadra fatta bene, quindi sarà una bella partita da vedere. Sì. Allora, adesso spostiamoci in promozione, così andiamo a seguire un po' il cammino delle palermitane, o comunque sia di zona, che fanno diciamo, il loro esordio in campionato. Partiamo con il Monreale di Sergio Maggio, la nuova gestione di Minica, che andrà a Strasatti per la sua prima esibizione in campionato. Io ho visto l'altro giorno in Coppa, ho visto la squadra, le conosco, i ragazzi li conosco tutti. Praticamente il Monreale ha composto la squadra che in eccellenza ha fatto benissimo, quindi a tutto il gruppo, manca Cardinale che è ad Alcamo, lo ha ricompattato e lo ha portato in promozione, quindi è un gruppo veramente forte che potrebbe fare il colpaccio subito e risalire in eccellenza, però siamo lì, il campionato di promozione qualitativamente magari tecnicamente è un po' meno impegnativo dell'eccellenza, però è dura perché per esempio domenica vai a Strasatti e lì è un campaccio, lì bisogna tirare fuori gli attributi, come si suol dire, quindi bisogna andare poco per il sottile, quindi anche se lì noi abbiamo una squadra abbastanza tecnica, abbiamo visto anche in Coppa con il CUS, se tu cali un attimino di tensione queste squadre ti castigano, quindi io ti passeggio di andare poco per il sottile in questo campionato, mettere il risultato il più presto possibile al sicuro e poi magari badare più al gioco e alle belle giocate. Trapani, il trapanese è duro, quindi stiamo attenti. Allora, adesso passiamo ai delfini di Cristian Pericone, che si incontreranno dentro casa Ligni di Trapani, che poi sarebbe l'ex Valderice, comunque un agglomerato diciamo, di squadre, un consorzio nuovo, ecco. I delfini di Pericone, cosa ti aspetti da questa squadra? Io per domenica, proprio per la partita di domenica, come per le messinesi, anche le trapanesi, allora noi di Palermo ci andiamo a giocare tutte le partite, andiamo nel Catanese, cose invece che non fanno sia le messinesi che le trapanesi, che no, se la vengono a giocare, però
lasciano un po' di grinta a casa. Questo è un difetto che hanno sia le messinesi che invece le agrigentine no. Le agrigentine sono un po' come le palermitane, le trapanesi e le messinesi lasciano un po' di grinta sempre a casa. Quindi questo è un neo che hanno queste due province. Quindi i Delfini, che comunque Pedicone è da un paio d'anni che sta lavorando bene, e gli faccio i miei complimenti, ha messo su una squadretta simpatica che gioca anche abbastanza bene, e in casa penso che non perderà pochi punti. Perfetto. Spostiamoci all'esordio del Cefalù contro il Purgatorio. Il Cefalù dentro casa, il Cefalù di Minutella, che comunque si presenta a inizio di partenza come le squadre favorite dato il buon risultato ottenuto nel campionato precedente. Sì, anche il Cefalù è ha puntellato comunque sì, una rosa, quindi nel molto, è stata fatta bene questa squadra. Poi anche ho visto anche una buona organizzazione, c'è una buona società, buoni dirigenti, che non basta fare la squadra e poi lasciare tutto lì. Quindi il Cefalù ho visto che ha una buona organizzazione e poi li ho visti convinti. Sono convinti della loro forza e quindi migliorano, perché ho avuto modo di vederli in qualche amichevole, quindi anche qui a Palermo con la Palma, e devo dire che veramente la squadra è fatta bene e giocherà fino alla fine insieme al Monreale per giocherà il campionato. Due parole sul Montemaggiore che incontra dentro casa il Castellammare. Solito campionato, Zappia ha suo figlio, che è il figlio di Zappia e la squadra, ce l'ha lì, ce l'ha in promozione, se lo veste, se lo coccola, i giocatori sono felici di giocare per la squadra di Zappia, che saluto, so che adesso sta bene, che aveva avuto un momentino che è stato poco bene, quindi si farà il solito campionato tranquillo. E dentro casa contro il Castellammare alla prima. Il Montemaggiore dentro casa fa sempre punti. Fa sempre punti, ma io penso che vincerà, perché il Castellammare ancora siamo in una fase incerta, quindi bisogna vedere. Andiamo in chiusura, andiamo due parole sul CUS con il Paceco. Il CUS è comunque. Il CUS bisogna vedere, questa è una squadra che io Zappavigna, a me piace tantissimo, è un giovane, fa giocare bene le squadre, quindi io lo sto seguendo già dall'anno scorso. E sono veramente contento di come sta venendo fuori come allenatore, sta crescendo, quindi anche il CUS sta crescendo. Domenica a Paceco è uguale come per il Monreale, vale per il CUS, però sono fiducioso. Chiudiamo con Salemi Carini, il Carini di Guarneri, che è andato in difficoltà contro i Delfini nella prima del turno di Coppa. È una squadra che ancora si deve puntare. Ancora si deve fare, perché il Carini è ancora in una fase proprio embrionale, e bisogna stare attenti, spicciamoci a fare qualcosa di buono, perché se si parte male poi però con questo campo meraviglioso che hanno, un campo bellissimo, quindi cerchiamo di fare qualcosa, ragazzi. Guarneri è un amico, poi c'è il direttore Pippo Corona, che è un grande, quindi sicuramente risolveremo un po' di problemi. Certo, a Salemi non è facile. A Salemi non è facile. Perfetto, per questa prima edizione invernale, perché l'estate è finita, poi io volevo fare un saluto tra colleghi. Certo, dobbiamo, i tempi anche sono stretti. Sono stretti, quindi mi è dispiaciuto sapere che Marco Aprile ha dovuto lasciare il suo incarico all'Imperoglini, quindi io saluto Marco, che ha avuto dei problemi, so che ha avuto dei problemi logistici, quindi diamo l'in bocca al lupo e appresso per una nuova panchina. Ok. Un saluto a voi da casa e ci vediamo alla prossima edizione dell'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci. Ciao a tutti!